Bella a tutti ragazzi, per un nuovo video del mercato Batman Napoletano. Questo video riguarda il calciomercato. Scusate se oggi non escono video, non sono usciti tanti video, questo video uscirà penso verso le 7, più o meno 6 e mezza 7. E perché avevo pensato di concentrare tutti i miei video in 3 video che usciranno ogni giorno, 3 video al giorno. Usciranno comunque video, ma li raccoglierò, o magari la maggior parte delle informazioni le raccoglierò in 3 video. Allora, vabbè, in questo video andremo a parlare un po' di calciomercato. Ora tengo tutte le notizie sul computer. Vabbè, partiamo dalla prima, che sarebbe quella di Marcus Rashford. Marcus Rashford nel Barcellona. Il Barcellona sta pensando di acquistare a titolo definitivo il giocatore Marcus Rashford, che per Hansi Flick, che da quello che mi risulta, vuole a tutti i costi il giocatore, vuole riscattarlo a tutti i costi. Infatti già a gennaio verranno fatte alcune cessioni, una massimo 2 cessioni, per appunto finanziare in estate magari un possibile acquisto di Marcus Rashford. E sempre in estate si faranno altre 1 o 2 cessioni importanti per appunto finanziare i costi della trattativa. Poi abbiamo una notizia su un giocatore che ne ho parlato anche stamattina volendo nell'episodio di calciomercato, perché un giocatore che in questo momento appunto sta creando una hype pazzesca su di lui, perché ci sono diverse squadre importanti, big europee e big italiane, perché ci sono big europee e big italiane come Juventus, che ha iniziato a sondare il giocatore, che al momento è in cerca di un difensore centrale che può fare anche il terzino, e il giocatore che al momento la Juve sta pensando di acquistare ad agosto, perché è una trattativa che si può tenere solo ad agosto, perché il suo contratto scade a giugno, cioè no, ad agosto scusate, da giugno in poi, perché è una trattativa che si può tenere da giugno solo e basta, perché magari da febbraio magari si può iniziare a sondare ancora meglio la trattativa e prenderla a zero, perché lui vuole continuare la sua stagione col Bournemouth, cioè Marcus Sensi, che appunto è un difensore molto di talento, ha molto di talento, e può andare alla Juventus. Ma come può andare alla Juventus, può andare anche al Barcellona, che in questo momento sta sondando il giocatore. Non è niente di importante, è Barcellona Sensi, ma è solo un sondaggio che il Barcellona sta pensando di fare anch'essa in estate, essendo che vuole fare 1 o 2 cessioni, una minimo anche a difesa, e prendere diciamo un buon sostituto a parametro zero senza acquistare. Come ho detto prima, per prendere Rashford hanno pensato di prendere Marcus Sensi, e poi tratteranno meglio nei prossimi mesi, da metà gennaio, febbraio, inizio febbraio a giugno, e poi a giugno si vedrà cosa si farà. Poi abbiamo una notizia riguardante il Milan. Il Milan che non è soddisfatto, non è soddisfatto, soprattutto Max Allegri non è soddisfatto di Nkunku, delle sue prestazioni. Pure io, se fossi in Allegri, o a prescindere nel Milan, il Zapata si sta, parliamoci chiaro, perché il Milan potrebbe vendere Christopher Nkunku in caso di un'offerta giusta per il giocatore, perché sia il club che non è soddisfatto del giocatore, ma anche il giocatore non è che si stia ambientando così tanto bene. Però
sono, come ripeto, come può essere Marcos Sensi, Juve, che si terrà a giugno. Sono trattative che si terranno dal 10 gennaio in poi. Perché il Milan il tempo di trovare un sostituto in attacco non vuole che ci metta minimo una settimana, e ci può mettere anche di più. Quindi perciò dico 10 giorni. Ora ragazzi vi smentisco una notizia e poi chiudiamo il video. Allora, Bellanova Inter. Molti giornali esteri e anche qualcuno in Italia dice che Inter Bellanova è una trattativa che si può fare a gennaio. A me non mi risulta nessun contatto tra le due società. Ok, che l'Inter pure sta cercando, come la Juventus, un difensore che può fare anche il terzino oppure direttamente un terzino per i problemi fisici di Dumfries e di Darmian. Però al momento l'Inter non è su Bellanova. Certo, da domani in poi può pure essere, però almeno da quanto mi risulta a me, non è che io voglio proprio smentire la gente, ma dico solo cosa mi risulta, che al momento tra Bellanova e Inter non c'è proprio niente, non c'è nada. Quindi almeno da quanto mi risulta non c'è assolutamente niente. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!